La produzione italiana del sughero oscilla dagli 80 ai 110.000 quintali all'anno e su 70.000 ettari di bosco sugherifero circa 2/3 si trovano nella regione della Gallura, in Sardegna. La prima operazione per ottenere il prodotto è quella della scorzatura. Ammassate le scorze vengono inviate verso Tempio Pausania, capoluogo della Gallura, che è stata definita la capitale del sughero. Le scorze vengono tagliate in strisce e questa operazione richiede molta perizia, poiché il taglio sta in relazione, oltre che all'impiego che si vuol dare, anche alla qualità del prodotto. Le strisce vengono tagliate in cubetti di differenti calibri, che serviranno per la fabbricazione dei turaccioli. Dal sughero si ottiene poi, fra l'altro, la pregiata lana di sughero, che sostituisce vantaggiosamente la lana naturale.